Il centro sportivo militare di Salboro ha aperto i battenti anche ai privati in occasione dei 100 anni di sport e della mostra delle maglie azzurre. Apertura resa possibile dopo il recente accordo raggiunto con la Padova Nuoto nella gestione degli impianti che saranno d'ora in poi in coabitazione tra militari e privati. Un accordo che vuole ridare slancio agli impianti sportivi di via Pomponazzi, che ha trovato il pieno appoggio del CONI Veneto, una giornata di festa sotto il cielo azzurro animata da atleti, dirigenti, personalità sportive e militari e da Giuliano Calore, recordman del ciclismo estremo a 76 anni, con i suoi 12 primati da Guinness, che con la sua bicicletta, unica al mondo, ha dato un tocco di classe all'evento. Non poteva mancare il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. 100 anni dello sport del CONI con una inedita mostra delle maglie azzurre. Questa mostra di maglie azzurre all'interno di questo palazzetto di calcetto e poi aver visto anche un filmato bellissimo su 100 anni di storia delle Olimpiadi alla presenza di un numeroso pubblico, credo che dia un segnale molto positivo. Molte volte non riusciamo a portare questo messaggio dello sport per tutti, dello sport che fa bene al fisico, dello sport che fa crescere i nostri ragazzi. È molto importante quindi farlo conoscere e credo che anche un impianto come questo, che prima era solo rappresentativo del movimento sportivo militare, aperto ad altri, è stata una cosa molto importante. Tra i graditi ospiti, oltre naturalmente al generale comandante del centro militare Bruno Stano, c'era anche l'assessore allo sport del comune di Padova, Cinzia Rampazzo. Oggi la riapertura al pubblico di uno spazio sportivo tra questo immenso verde. Questo bellissimo impianto l'ho visto tanti anni fa e vedo che è anche migliorato oltretutto. Sì, è un polmone verde all'interno della città, invitiamo anche tutti i cittadini a venire a visitarlo e anche a provare i vari impianti che ci sono qui dentro. Ecco, il connubio con gli atleti azzurri d'Italia è fondamentale perché anche loro sono presenti in questo ambiente. C'è anche la mia maglia esposta nella mostra delle maglie degli atleti azzurri. Ecco, e appunto invitiamo i cittadini a venire a vedere questo impianto. È una realtà molto importante anche perché praticamente abbiamo tutte le discipline sportive ed è giusto incentivarle e che siano frequentate. All'interno della struttura sportiva coperta, ovvero il grande campo di calcio a 5 dove è stata allestita la suggestiva mostra delle maglie azzurre, grazie all'Associazione degli Olimpici e degli Azzurri d'Italia della sezione di Padova, presieduta da Fiorenzo Zanella, olimpionico di tiro a segno. Gli oltre 250 ospiti hanno potuto seguire le inedite immagini di 100 anni di sport olimpico, precedute dall'esecuzione dell'Inno di Mameli. Ma da dove nasce l'iniziativa di oggi? L'iniziativa dei 100 anni di sport nasce dal fatto che quest'anno il CONI ha celebrato i 100 anni del CONI dal 1914 al 2014. Noi abbiamo voluto nel nostro piccolo cercare di riprodurre e di rendere onore allo sport veneto, ma principalmente allo sport padovano con questo evento 100 anni di sport al centro sportivo militare. Un evento unico. È stata sicuramente una giornata del tutto particolare quella vissuta all'interno degli impianti sportivi militari, visitati dagli ospiti come ci ha ricordato il direttore Luigi Poli. Siamo partiti presentando con una certa curiosità anche da parte dei visitatori del centro quelle che erano le attività sportive ed era importante così a parer nostro anche dare un'immagine di quella che è la finalizzazione dell'attività sportiva, che è l'evento agonistico in sé e chi meglio di chi ha portato la maglia azzurra e l'ha portata ai massimi allori poter testimoniare quello che è l'obiettivo e il percorso dell'atleta e dello sportivo. In impianti come questo, così importanti, polifunzionali, dove si possono svolgere diverse attività in diversi ambiti e quindi praticare diverse discipline sportive sia un pochino il futuro, ovvero dare l'opportunità ai giovani, ai meno giovani e anche alle persone anziane proprio di svolgere attività per la propria salute. Una nuova pagina dello sport, quella riaperta agli impianti dell'esercito a Salboro per dare nuove opportunità agli sportivi in un contesto unico e super attrezzato impianto nel cuore di Padova.